Eder. Mech. Pallister. La macchina c'è casa? Ma sì, la gomì, la macchina, la moto anche la goli da studio, la moto anche la goli da studio, nella moto anche la goli da studio, nella moto anche la goli da studio, nella moto anche la goli da studio. Queste gol. Femminicidio a Chignolo Po. Franco Pettineo confessa l'omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni. Ha confessato Franco Pettineo, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, strangolandola nella loro abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Il delitto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ma il corpo della donna è stato scoperto solo la mattina successiva, quando la figlia, preoccupata per il silenzio della madre, ha dato l'allarme. Dopo aver commesso l'omicidio, Pettineo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce per alcune ore. I carabinieri lo hanno rintracciato a Pandino, in provincia di Cremona, dove è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando che il gesto sarebbe stato il tragico epilogo di una lite nata da dissidi familiari. Resta ancora da chiarire se l'omicidio sia stato compiuto a mani nude o con l'ausilio di un oggetto. L'autopsia, prevista nei prossimi giorni, dovrà fornire risposte più precise sulla dinamica del delitto. Nel frattempo, la Procura di Cremona, con il PM Andrea Figoni, ha chiesto la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. L'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è fissata per lunedì. Il dolore della famiglia si è riversato sui social. La figlia di Sabrina Baldini Paleni ha scritto un messaggio struggente in memoria della madre. Non ti meritavi questo. Io, mio fratello, tuo genero e la sua famiglia, che ormai anche tu consideravi la tua, faremo di tutto per fargli avere ciò che merita. Ti proteggeremo, tu proteggiti da lassù. Non verrai mai dimenticata. Un messaggio carico di dolore e di rabbia, che esprime la volontà della famiglia di ottenere giustizia per una donna che, secondo le testimonianze raccolte, non aveva mai mostrato segni di una relazione violenta o problematica. L'allarme è scattato proprio grazie alla figlia della vittima, che, non ricevendo risposte dalla madre, ha deciso di recarsi personalmente nella villetta di via Mariotto. La strada principale della frazione di Chignolo Po. La sera prima madre e figlia si erano sentite, come facevano abitualmente. Ma la mattina successiva, la donna non ha risposto né alle chiamate sul cellulare né a quelle sul telefono fisso. Nemmeno Franco Pettineo, suo compagno e zio della ragazza, ha risposto alle chiamate. Giunta sul posto, la 25enne ha subito notato l'auto della madre parcheggiata davanti alla casa. Segno che Sabrina Baldini Paleni doveva essere in casa, eppure nessuno rispondeva. Un dettaglio che ha reso ancora più angosciante la situazione è stato il forte odore di gas percepito all'esterno della villetta. A quel punto, la ragazza ha immediatamente chiamato il 112. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri. Grazie alle chiavi fornite dalla figlia, le forze dell'ordine sono entrate nell'abitazione e si sono trovate di fronte a una scena terribile. La donna era riversa a terra nel corridoio, con evidenti segni di strangolamento sul collo. Non c'erano segni di lotta violenta e la casa appariva in ordine. Nessuna effrazione, nessun oggetto fuori posto. La porta d'ingresso era chiusa a chiave dall'interno. Un particolare che ha fatto subito puntare i sospetti su Pettineo, che nel frattempo era scomparso, portando con sé la sua auto, una Dacia di colore nero. Appena accertata la morte violenta della donna, i carabinieri hanno avviato la caccia all'uomo. Le ricerche sono durate poche ore. Pettineo è stato individuato a Pandino, in provincia di Cremona, a circa 50 km dal luogo del delitto. Non è ancora chiaro se stesse vagando senza meta o se fosse diretto in un posto preciso.
Quando è stato fermato, non ha opposto resistenza. È stato immediatamente condotto in caserma, dove lo attendeva il magistrato di turno della procura di Cremona, competente per il territorio in cui è stato trovato. Parallelamente, la procura di Pavia, con la PM Valeria Biscottini, ha effettuato il sopralluogo nell'abitazione della vittima prima di raggiungere la caserma di Pandino per interrogare Pettineo. Dopo alcune ore, il 52enne ha confessato l'omicidio, dichiarando che tutto è nato da un litigio per questioni familiari. Tuttavia, gli inquirenti vogliono vederci chiaro e attendono gli esiti dell'autopsia per ricostruire nei dettagli la dinamica del delitto. Sabrina Baldini Paleni e Franco Pettineo convivevano nella villetta di via Mariotto da circa 10 anni. La donna lavorava in una casa di riposo a Senna Lodigiana, mentre Pettineo, negli ultimi anni, aveva cambiato diversi lavori. L'ultimo impiego noto era presso una lavanderia industriale con sede a Borghetto Lodigiano, dove si occupava di ritiri e consegne di biancheria. Secondo i vicini, entrambi conducevano una vita molto riservata, quasi esclusivamente casa-lavoro. Non erano particolarmente conosciuti in paese e non risultavano segnalazioni di episodi di violenza domestica o richieste di intervento da parte delle forze dell'ordine. Questo aspetto rende ancora più sconvolgente il delitto: non c'erano avvisaglie, nessun campanello d'allarme che potesse far pensare a un epilogo tanto tragico. Ora, la giustizia dovrà fare il suo corso e stabilire le responsabilità di Pettineo, che rischia l'accusa di omicidio aggravato dalla relazione personale con la vittima. L'udienza di convalida del fermo è fissata per lunedì. Intanto, la comunità di Chignolo Po è sotto shock. Un'altra donna uccisa da un uomo con cui condivideva la vita, un'altra vittima di un femminicidio che si aggiunge a una lunga e dolorosa lista. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.